porca troia. Insomma, leggo Mirko nel telefono e mi dico proprio tasi che non tira anche per le e era il suocero, non era Mirko, porca miseria. Anche allora stesso nome. Sai, è bello che continuano a sorpassarti, a tagliarti la strada, ma la gente forse non ha ancora ben capito che il camper non ha gli stessi freni di una macchina e io un giorno o l'altro gli vado in culo e li accartoccio, così la volta buona anche che mi rifaccio il camper. Anche se bisogna stare attenti perché la legge italiana, anche quella della strada, il codice della strada, è troppo stupida. Perché cosa succede? Se uno ti sorpassa e ti tira il freno a mano davanti e tu gli vai in culo, sono capaci anche a dire che la colpa era tua perché non tenevi la distanza di sicurezza. Cioè, hai capito come funziona? Esatto, sì, è primo mattina e sono a casa di Mirko. Mamma mia, Sonia mi fa ancora più brutto, porca miseria Italia. Il 4K mi fa ancora più rughe e non puoi neanche dire vabbè dai è bello dentro, perché chissà frega i reni come che gli ciapai. Oggi facciamo una cosa tanto parlata che te l'avevamo fatta vedere anni fa un po' alla buona. Oggi scenderemo proprio nel dettaglio. Di cosa so io parlare? Singano taglia, sì ho capito, sto buonando. Come cambiare gli oscuranti interni del camper. Cosa sono gli oscuranti interni? I pizzi qua. Chiaro che hanno la loro durata, non sono eterni. Tira su una volta, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 100, 200, 300, 400. Ciao oscuranti. Allora oggi il buon Mirko ci spiegherà e ci mostrerà come si fa. Premettiamo, a parte che dopo lo vedrai nel video, che solitamente è un lavoro che si fa in due, soprattutto nelle finestre di grandi dimensioni. Sì. E dopo capirai il perché. Solitamente nei camper, prima fase bisogna togliere questi simpatici tappeti. Simpatici perché dipende, o sono di gomma o sono di plastica. Di solito quelli di plastica si rompono, quindi vi consiglio già di procurarvene di nuovi. Come si fa? Bisogna avere un oggetto appuntito, incastrarlo e fare leva. E dopo sotto sono le viti che tolgono tutto il telaio. Va anche detta un'altra cosa che mi sta raccontando Mirko nel dietro alle quinte, che dopo ti faremo vedere. Lo smontaggio degli oscuranti non viene fatto solo esclusivamente per cambiare la tela dell'oscurante o la zanzariera, ma anche per ricaricarli. Quando a volte tu trovi quei camper che non si chiudono gli oscuranti, ok? Questo perché ti faremo vedere dopo. Fai suspense, dai. Attenzione, ho già visto smontando delle clippette che dentro gli oscuranti ci sarà una roba tipo almeno minimo una quarantina di cimici, quindi bisogna della polvere da neanche in giro, quindi evitiamo. Per la felicità di alcuni che avevano commentato negli anni che furono, Mirko ha cambiato il tetto, adesso non capisco il tetto in amianto. No. Aspetta, perché a proposito di alcuni tu, so che c'erano alcuni tu molto interessati alla cassetta di Mirko, non l'avevamo fatta vedere bene, quindi rifacciamola vedere. E questa Mirko era quella che avevi preso in Ucraina, no? Sì. E l'avevi pagata adesso convertendo in euro circa? 1000 green che sono circa 30 euro. 30 euro. Più o meno. E in che materiale è sta roba? Chrome, acciaio, vanadium. Acciaio, vanadium. Solito come le famose chiave USA beta, stessa roba. Oddio, dicono che quelli di Singano è ferrugine, quindi non era acciaio. Sì. Passito qua. Quello con tipo questo. Sai che passa, però vedo che passiamo sotto questo e ora svidiamo sotto questo, bisogna svidare sotto a manine. Approfitterò, come forse avevo già anticipato, dato che bisogna togliere il cornicione degli oscuranti e della zanzariera, li infilerò sotto la mia nuova carta da apparati, che come ben sai è composta semplicemente da adesivi. Ma attenzione, adesivi sovrapposti tra loro! E dopo si indispettisce, cioè da serie ho da fare qualcosa anche a mia, tu capio? Dopo dice fa tutto Michele, fa tutto Mirko. Così toccati i... Sì, scusa, ora dammi più spazio. È vero, sacca, va anche tra ciccioni quando stiamo più è... Mico il freddo go ributta succhini, porco di. E dita che lei ha di netta larga del pulmin. 1, 2...
E ci avevi tu, non è facile questa ciccione. E che ne sei uno da qua, sconto da qualche parte. Mi tocca cavare la tenda, spero, no? La tenda non è attaccata a questo? Sì. No, la tenda te puoi spostarla, io le ho fatte mobili tutte e due. In ambilato? Sì. Ah, ecco. Guardate, se cava questo viene anche la tenda. No, Guarda qua manca anche la vita. Ah, ecco qua. Tac. Con calma. E c'era ormai colla dentro. Infatti sì, per quello tiro con calma. Ma ti tiro sarà colla. Oh, sporco con gli anni. Sì, sì, dai, sporco, sporco. Si viene qua. Quindi che Otto, verrà fuori il male di cimici, adesso mi preparerò con l'aspirapolvere. sì, prepara si aspirapolvere che qua che senti già. Perché loro Italia, adesso non so, vediamo se riesco a farteli vedere, passano dal rullo, non so se puoi vedere, vedi dal rullo verso dentro i simesi. I famosi simili veneti. Qua bisogna stare Tira piano, attenti. Sì, sì, sto di loro. Vivara? E se cascatocchi. No? Sì, un tocco di plastica e 3-4 simesi, insetti di tutti i tipi. Vabbè, dopo passo Era. così. Sapete là? Aspetta, fermo Facciamo verso il giù però, perché ho i cavi. Il giù, giù Okay. e adesso via. Boh. Beh dai, pensavo meno. No, rettifico Italia, sarà una trentina di simesi, dai. Non tanti. Sì, Se sono una famiglia e un poco di tutto. un figlio di amici che vengono Esatto, e ora questi quando si muovono bisogna tenerli il più dritti possibile, altrimenti. Casca di vita. No, inviti. Si tu che tira questo? O no? Oh, perfetto, sì, mettila. Poi dopo Massa perché ti sa. vedi, questa è l'avvolgibile della transaliera. Questo è l'avvolgibile dell'oscurante. Vedi come ti dicevo io prima, per mollare questi simpatici canaglie, ci sono due vitine di là che ti consiglio solo di allentare leggermente, che sono tipo queste, no? Ti consiglio di allentarle leggermente. Dopo queste bisogna andare sotto, sì, sotto con un simpatico attrezzino appunto e tirarle via. Quando tu le tiri via questo tienilo premuto, quando tu lo sfili vedrai che si scarica la molla, perché la molla è caricata questo qua, questo carica la molla, sto pezzo qua è quello che tu giri e carica la molla, quindi devi tenere fermo il bastoncino e girare. Quando senti che carica bene metti dentro e blocchi con le graffette, così funziona il Forse non tutti sanno che le finestre sono una delle principali sorgenti di infiltrazione, ossia cosa succede? Le finestre per fuori hanno una sigillatura. La sigillatura è un passaggio con del silicone o comunque del silicone apposito tipo Sikaflex e via discorrendo. Si salve, buongiorno. Pertanto, già che le finestre smontate, approfitta di vedere se trovi del legno marcio e del bagnato. Allora, praticamente se queste non si toglie come sul tuo caso, perché le graffette da un bel po' che sono là, quindi sono ben piantate, l'unica è mollare da qua, l'importante è scaricare il rullo e dopo si procede a questo, farlo scorrere così per toglierlo, perché bisogna metterlo leggermente di traverso e dopo si toglie tutto. L'unica è così. Intanto dopo le graffette di là si tolgono. Tanto questo io dovevo mollarlo leggermente, ma vabbè, togliamo del tutto. Non prendere paura se sentirai che fa un rumore tipo che si scarica qualcosa la molla, ma sarà facile che anche non lo faccia, perché secondo me la tua molla un po' scarica già di tuo. Vediamo se sono già scaricata. Praticamente già scaricata. Adesso notte. Perché gentilmente Ok, il mio vabbè, a parte che si è staccato, che lo si risistema, ma era già tutto rotto perché con gli anni e con il tirarlo su e giù non correttamente, insomma un fiammassa, perché te sai insomma come che c'è stata gente dopo, si è rotto. Però per toglierlo adesso come si fa? Vedi che io lo sto muovendo praticamente di traverso, bisogna fare uscire questo dal binario. Questo deve uscire dal binario, altrimenti per quelli dei cosi, come si chiama, dei letti, dei doghe dei letti. Più o meno sembra una doga da letto, esatto. Questi importanti perché serve per fare la ricarica dopo, altrimenti no. Cosa? Queste sono importanti. Ah, le vitine piccoline, sì, quelle che avevamo visto all'inizio nell'angolo.
Bisogna. Quindi si sfila così e dopo eccolo là, Ecco. vieni via. Questo è il tuo oscurante. Italia, segui, concentrate. Cioè non sul fatto che questo sia il mio oscurante, ma su quel che fa Mirko. Dopo, vabbè, giustamente si ricorda, Mirko fa anche questi lavori qua, quindi se a qualcuno serve, che ovviamente non ha la manualità, non è capace di mettere le mani, oppure come me, se mette le mani fa malanni, c'è sempre il Mirko. Per i contatti, chiedere a Singano i contatti del Mirko. È quella che tiene il bastoncino, dopo un po' di grasso spray, quello siliconico si dà dentro in modo che il bastone scorra bene per gli anni futuri, perché cosa succede? Lì si annida la polvere simpatica e ti rompe le scatole. Atto che avremo il libero, potremo estrarre adesso queste graffette, perché queste bisogna toglierle, altrimenti dopo tu non riesci a fare la ricarica della molla, diciamo in Veneto, pian pianeo in Veneto. Ecco. Beh, dopo dipende insomma dalla zona del Veneto, Esatto. Avevo imparato sta roba che... Una, due, dopo queste per rimetterle o usi la graffettatrice, quella diciamo un po' più robusta da casa, quella a mano, oppure quella a aria, dipende, però devi usare graffettine quelle piccoline, tipo da 6-7 mm al massimo. Questa è la profondità della graffetta, anche se ne è un po' più lunga, però sai che oltre il centimetro rischi di andare fuori di qua, quindi è sempre bene che siano corte, anche perché più corte sono, più riescono a penetrare sulla plastica. Si sfila qua, no? Sì, questa si sfila. Alcune hanno un fermo, alcune si sfilano così, ma comunque si sfila. Pardon. Ok. Beh, è stato... Forse quella volta, vedi, non sapendo le cose, forse quella volta che ci ho messo le mani io ho smontato praticamente tutto inutilmente. Cioè della serie ho smontato più robe di allora, vedi che qua c'è smontare. Questo qua movimento. Sì? E io anche quello avevo smontato. Ecco, qua ecco, finché ce l'hai in mano, sì, possiamo dare sempre del silicone spray in modo che... Perché questo bastardo è quello che ti fa tutto il gioco. Se questo si riempie di polvere, robe varie, non va più. Attenzione a non piegarlo, per cui lo appoggiamo in un angolo fuori dalle scatole che stia dritto. Adesso Italia, volevo farti vedere brevemente un attimo il mio telo e raccontartelo. Allora, questo telo l'ho comprato da un rivenditore di accessori per camper, anzi siccome mi pare che mi ha fatto anche il sconto, è linea 80, quindi saluto anche agli amici di linea 80. Cos'ha questo telo di diverso da un normale telo Qatari frangente? Allora, a parte vabbè la robustezza, perché è studiato apposta per andare su e giù nei rotoli, no, degli oscuranti, ma attenzione, guarda cos'ha nei bordi. Nei bordi puoi vedere che ha già la cucitura fatta, in quanto questa cucitura è quella che deve andare poi ad incastro. Prima togliamo questa del tutto, scusami, perché mi serve questa come misura per casomai tagliare quella. Vedi, ha sempre uno scorrevole, no? Vedi che ha sempre ecco, adesso si è scaricata la tua molla, era un po' carica. Bisogna togliere uno dei due cappucci e fare uscire sempre il finale, sfilandolo. Sì, sfilandolo. Questo, per intenderci, è quello che scorre su questo, che è quello dal lato opposto da dove ci sono le graffette, è quello dove c'erano le vitine che vi ho detto prima. Questo te resta, vedi? Questo resta incastrato, lei è a molla. Tutti che magari ti ritaglia per fare roba più piccola, che la ti ritaglia le buone, sì, come nuovo, le sughi bordi rotti. Tagnuti? Sì, qua abbiamo preso 2 metri per 80 centimetri, mentre la mia finestra, è vero, già rivedere anche il discorso dell'altezza, cazzo. Questa è la larghezza, vedi che vuoi togliere un pezzo. Abbiamo cambiato location nel frattempo. Bisogna prendere lo stampo di quello vecchio e riadattarlo su quello nuovo. Questo lato lo teniamo già buono per infilarlo all'interno della guida qua. Invece quella sotto bisogna farla. Ma quella importante è questa che si deve infilare qua, che è quella che tiene di più. Avanti cancaro!
E tu mi fai tutto storto che fai ste robe? No, ma proprio. No, ho pazienza pigliato. Pazienza a fare queste robe. E poi sta per fare pazienza a fare il boarding. E fare il boarding bisogna essere in do. Assolutamente, per fare una roba fatta bene. Metteremo i guanti e lavoreremo le Bostik. Come avrai notato, Mirko era lì col taglierino che tagliava gli oscuranti. Questo perché quando tu prendi degli oscuranti a metro, ovviamente devi considerare che ogni camper ha la sua finestra con le sue dimensioni. Della serie esistono sì delle dimensioni standard, ma ce ne sono veramente a centinaia, quindi non potrebbero fare gli oscuranti per ogni finestra, ok? Quindi si tagliano. Però cosa succede? Quando tu li tagli lateralmente, ok, mantieni le guide con le cuciture che hai visto, no? Quelle che vanno infilate dentro i binari, ma se tu invece hai una finestra più bassa, ok, e quindi devi tagliarle verticalmente, in quel caso perdi una delle due guide. E allora come si fa? Bisogna devi segnarti con lo oscurante vecchio la misura, la devi tenere un po' più lunga perché dopo devi fare, come vedi qua, il segno per dopo fare il giro così, e questo è l'incavo per il bordino. Tiro e vedi che qua adesso le blocca, qua le blocca. Se può ridare una controllata se siamo in misura giusta, da qua a qua, se no al limite lo spostiamo, perché quando ti piega è piega dritta, no? Inizio qua a 67 mm. Qua le segno. Tanto lo stiamo improntando con l'attack l'angolino per poi proseguire man mano. Poi, come ti anticipavo prima, solitamente tagliano, ok, mettono quello spaghetto e arrotolano, mentre Mirko, che fa sempre robette fatte pulito, gli rimette il rivestimento, la rafforzatura. Esatto, perché quando tu tiri, lui quando è incastrato sul bordino o sopra o sotto ha più forza, altrimenti se tu tiri scappa. È una macchinetta nuova di Mirko, ho avuto uno provarla. Guarda che roba, una vizea, guarda come chi fa le macchine moderne, sono mica so resta in Rio, porca miseria, guarda col computer in bordo come in ti film, vedi tu? Sì, guarda, con USB, adesso è fa tutte con USB. Sì, questo sì, USB, jack, porca miseria. Multicardless, tutto. Guarda i rossetti di Mirko e tu. No, non passa a bagaglia, no. Ah no, beh, Mirko, questa qua è a Ford Fiesta, no? Questa è la Fiesta penultima serie. Pensate a GPL. Quindi sì, Italia, magari non tutti sa, magari quei giovani, di solito le macchine partono a benzina, dopo, come dice anche a Mirko, appena che sono un po' calde e passa a GPL. Una volta te dovevi girare le Tiaman da gas a benzina e viceversa. Se ad esempio tu hai la macchina e devi smettere di girare a gas, non si pisava più. No, un kit LED di nuova generazione, dopo te posso vedere. Mi aveva dato anche a me da recensire, solo che non deve gli attacchi, perché le H1, H2, sai che le sì, le varie sigle. Mi godita il mio camper che H che il VEA, però che si vede là in Cina, in Giappone, che gli FEA non esiste che l'attacco. Ma tu usi H4. E non esiste, niente. Perché è una lampada che fa due luci, quindi le H4, no? Ecco, che uccita qua, no? Patata, sì, che non può. Fai vedere una fiata toppa locale in giro. Toppa locale del Belgio? No, queste i toppe locali, no? Sì, ma quindi tornando al discorso dei LED, giustamente, perché se attacca un discorso si riprende dopo 2 ore. No, perché purtroppo siamo in ferramenta, comunque sì. A c'ho di ferie, robe. Il kit LED che compra qua, sì. Costa, perché sto kit costa 100 euro, ma proietta per terra, c'è tanto come fare Xenon. E su Camilo lo ha tu? No, su Camilo con Xenon. Xenon, è vero. E su Camilo per il momento con scorta del Xenon di un sacco quanti anni, quindi prima sfrutto Xenon, dopo passerò a LED anche su Camilo. Ma Camilo? Guarda che micro LED, ultima generazione, che c'è 3 e 4 da là, però un difetto. Queste, come tutte le lampade a LED, prima ti accendi il motore e dopo un paio di secondi ti accendi le lampade, perché il lampada a LED non sopporta i sbalzi di tensione. Ed ora che abbiamo l'attack e i cracker, ricontinuiamo. Questo ciapallo tenuto su sì. Sì che è un ciappo, però no, guarda che roba. le fasci che sboccia.
Eccellente, sanga sarda a livello pro qua, non si scherza. No, capolavoro ragazzi. Questo è un punto qua. Anche ormai Mirko solo a casa, sono una roba incredibile. Della serie a campagna 2021, Cancelletto adotta un singano. Hashtag è vero, mi corregge da regia. Guarda che fai soddisfazione, cioè, guarda e scrivi in i commenti, guarda che bello il tetto nuovo di Mirko, scrivi in i commenti. Cioè, guarda adesso che razza è tetto professional che là. E puoi fare i festini sopra il tetto, tipo gli americani, no? Sì, Chi ha le scuole, busco qua di net, belle tutte quanti, e loro qua neve, sopra in del tetto a battabrocche. Esatto. Ed anche oggi non odiatemi. Ma i tagliatelle cose qui fasioi? No, che bello. E a torta e salata no chiudo, se no dopo la gente mi lincia, ok. No, va a tempo, aspetta. Bellissimo. Aspetta che rifai. Italia è l'ora dell'aggiornamento. Difatti ste guardi a Reoio, è proprio l'1-2, è proprio scritto ora dell'aggiornamento. L'ora dell'aggiornamento dice che eravamo arrivati al punto in cui la carissima e gentilissima super mamma del Mirko ci ha preparato le cuciture. Successivamente passiamo all'inserimento nella guida, nel binario del telo, ok, con l'estremità cucita. Per estremità cucita, ricordo, si intende che c'è, eccomi qua, ero andato a prendere il materiale di scena, quel filetto, no, che va dentro al tunnel, ok? Quindi c'è questo filetto, questo tubicino di plastica e si è cucito attorno, si è fatta una piega, un'asola, chiamala come che te vuoi, e si è chiuso cucendo. Solitamente si fa con la colla, però vuoi mettere la serietà anche per la durabilità nel tempo di una cucitura contro un'attaccatura con la colla, cioè prova a immaginare gli sbalzi termici, apri, chiudi, il tiro della molla e questo e quello, insomma capirai che la cucitura è tutta un'altra cosa. Questa è la parte sotto, si rinfila qua, piano. Ovviamente non dobbiamo precisarlo, ma la parte cromata è la parte che va verso l'esterno. Questo perché? Perché respinge il sole, riflette il sole. Verso l'interno va la parte che non rispecchia, ossia in questo caso la parte bianca. Adesso non puoi andare. Ma mi preoccupa se questo. Adesso proviamo a scaldarlo. Perché questo purtroppo succede quando li hai confezionati, restando un bel po' in confezione resta a piega. Adesso proviamo a scaldarlo con un po' di foam, vediamo se torna, se no dopo quando la vuoi usare. Secondo me facciamo con scotch così, bello, dopo lo scaldiamo con foam. Arrivati a questo punto chiudiamo i binari con i suoi tappini e proseguiamo con il montaggio della cornice, ossia il ripristino della finestra come era prima. Come ti abbiamo già anticipato prima, adesso Mirko sta andando a prendere silicone spray, che non è un silicone nel senso che attacca, il silicone spray è una roba, una specie di grasso, diciamo, che serve a lubrificare, a far scorrere i meccanismi, le guide, hai capito? Bagna dentro là, sì, tutti idea. Gatto abbastanza bordo. Adesso sì, prima no, adesso sì. Ciao che fai di questo mi comparire su YouTube. Non sei tu minofono? Perché no? Mi dice chi sei che striga vecchia? Aspetta, va. Praticamente adesso è caricata, è stata ribloccata. Quei graffette, perché originariamente aveva le graffette. Esatto, no, però... tutti fa quei graffette. Esatto. E adesso per sicurezza. Il silicone spray che si diceva, cioè non silicone nel senso una cosa che attacca una colla, ma un ingrassante, un lubrificante. Lubrificante a secco. Ecco. Adesso però non procediamo subito alla reinstallazione in quanto io devo rifinire gli adesivi sotto. Neanche stavolta sono bastati gli adesivi, quindi rifarò nuovamente scorta e continuerò. Però guarda che sta venendo bene, eh? No, ce ne vuole un'altra bella pacca perché c'è da finire quella parte lì davanti, dietro le tende e soprattutto tutta la parte bassa. Voglio fare anche tutta la parte bassa, cioè proprio tutta la parete completa. E me ne prendo già in abbondanza anche per fare la cucina, tanto hai visto, è un attimo smontare la finestra, quella della cucina è a posto, basta solo smontarla, pulire, mettergli gli adesivi e chiudere. Operazione finale, the final operation, una roba del genere, insomma vuoi fare il figo dicendo lo stronsai a caso.
il montaggio della cornice del tutto della finestra. Ma che bravo Simone, ti ha fatto i bei adesivi, che figata. Bello, che sta bene, bianco e nero col turchese pulmin, sì, no, è proprio bello, ti ha proprio buon gusto, grazie, molto gentile. Mai tirare con l'avvitatore, sono trucco tecnico. Quando tu hai praticamente rimontato il tutto, fai scorrere su e giù un paio di volte, ci voglio circa una decina di volte, il tutto, in modo che il rullino qua sotto, che è quello dell'oscurante, si tiri ancora di più, si ristringa, si assetti, allora dopo comincia ad andare ancora meglio. Ok? Bene Italia, quindi in questa puntata ha imparato, grazie al professor Mirko, come cambiare gli oscuranti. Professor di che? Professor di oscuranti? Eccolo. Vai sigari!